Sono 20 le denunce, 10 le persone multate per violazione del codice della strada, 2 cavalli messi in salvo, uno scooter e soldi in contanti sequestrati. E questo è il bilancio dell'operazione congiunta effettuata la scorsa fine settimana dagli agenti della squadra mobile agrigentina, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, Francesco San Martino, e dai militari della Guardia di Finanza di Agrigento agli ordini del colonnello Rocco Lopane. Le forze dell'ordine hanno interrotto una corsa clandestina di cavalli incontrata a Ciccobriglio nelle campagne tra Naro e Campobello di Licata. La gara, con tanto di scommesse e riprese social, è stata bloccata prima che si concludesse con un massiccio dispiego di agenti, identificati 2 fantini e oltre 18 partecipanti. Tutti sono stati denunciati per aver organizzato la corsa clandestina. Altre 10 persone sono state sanzionate per violazione del codice della strada e sequestrata anche la somma di 3.000 euro in contanti. Ricordiamo che un'operazione analoga fu quella del novembre del 2020, quando, sempre incontrata a Ciccobriglio a Naro, appunto venne bloccata dagli uomini della squadra mobile un'altra corsa clandestina tra cavalli, e quella dello scorso marzo nelle campagne di Canicattì, quando fermarono un combattimento clandestino tra pitbull. Allora furono 25 le persone denunciate, tra cui 2 minorenni di Canicattì, Gela, Palermo e altre zone limitrofe, 6 cani che vennero sequestrati. Per tal riguardo interviene il primo cittadino di Naro, l'onorevole Mariagrazia Brandara, che esprime la sua personale gratitudine alla polizia e alla Guardia di Finanza per l'operazione condotta in contrada Ciccobriglio, che ha permesso di sventare una corsa clandestina di cavalli, fermando scommettitori, fantini e organizzatori di questa barbara iniziativa. Per Mariagrazia Brandara, primo cittadino di Naro, reputo un risultato importante in termini di controllo del territorio, anche perché l'intervento dei poliziotti e delle fiamme gialle ha permesso di evitare che si perpetrasse un ulteriore sfruttamento di questi poveri animali usati per traffico chiaramente loschi.